Attentato in pieno centro a Bruxelles, uomo apre il fuoco e uccide 2 tifosi svedesi a pochi chilometri dal luogo della sparatoria, un portogruarese che si è chiuso in casa. Il killer ucciso questa mattina dopo una sparatoria con la polizia. Rafforzate le misure di controllo e prevenzione in tutta Italia. Trieste va anche trasporto a 21 migranti, tenta di fuggire ai controlli e si schianta sul guardrail, ferite diverse persone tra cui una decina di bambini trasferiti al Burlo Garofolo. Il mezzo non si era fermato all'alte della polizia facendo scattare l'inseguimento. All'Italia, ma massima prevenzione, sono le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani. Il livello di guardia è già stato alzato da qualche giorno, stiamo tenendo tutto sotto controllo. Carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria, servizi di intelligence lavorano con attività di prevenzione, tant'è che stamane sono state arrestate 2 persone accusate di terrorismo e ne parleremo tra poco con un servizio. Tutte le zone sensibili d'Italia sono appunto nel mirino delle forze dell'ordine, con l'elevazione del livello di vigilanza e il rafforzamento delle misure di sicurezza. Rientriamo in studio perché il presunto attentatore di Bruxelles, Abdesalem Lassued, questa è la generalità, era in Italia nel 2016 e poi nel 2021. Questa insomma un'altra notizia che si aggiunge a quanto vi abbiamo fino ad ora raccontato. Siamo in collegamento con Raffaele Padrone, che è dirigente sindacale della FSP Polizia di Stato. Ben trovato Padrone, si parla chiaramente del rafforzamento dei controlli e delle misure di prevenzione su tutto il territorio, anche se il ministro degli esteri Tajani ha rassicurato sul fatto che non ci sono delle minacce attualmente. Com'è la situazione anche sul fronte delle dotazioni e degli organici? Rispondo velocemente per quanto riguarda le dotazioni. Insomma, l'intelligence italiano non ha nulla da invidiare ad altre forze di polizia, anzi in Italia vengono sempre altre forze di polizia sotto questo aspetto a imparare. Tecnologicamente chiaramente forse siamo un po' meno pronti a determinate situazioni, ma il dire che tutto è tranquillo io andrei veramente cauto, anche perché, come ha detto lei nell'introduzione del servizio, questa persona, questo terrorista che è stato ucciso aveva soggiornato per tempo in Italia. Purtroppo ci troviamo di fronte a delle situazioni che lei può capire direttamente. È facilmente intuibile che queste persone non sono arrivate in Italia mercoledì o giovedì scorso, sono persone, cellule che sono sotto magari la lente di ingrandimento dei nostri servizi segreti italiani da anni. Quindi è ovvio che in questo momento l'attenzione viene rivolta maggiormente su queste persone, soprattutto il rafforzamento dei controlli nei punti sensibili del nostro paese. È meglio sempre non nascondersi dietro un dito, raccontare che l'Italia è un'isola felice. È da anni che queste persone girano per l'Italia, da anni che, ripeto, i nostri servizi di intelligence sono a monitorare queste persone, Sì. e questo è quello che preoccupa essenzialmente me, il fatto di Senta, sapere di averle. un'altra questione, verranno rafforzati chiaramente tutti i punti di maggior accesso e di ingresso in Italia, tra cui ovviamente la famosa rotta balcanica. Anche su questo, insomma, c'è una presa di posizione Ma vostra. Sì, questo è quello che soprattutto io vado dicendo da parecchio tempo. Ci siamo sempre in Italia focalizzati su quello che arriva dal Mediterraneo e l'afflusso di persone che arrivano con le barche, perché questa gente sappiamo benissimo che il 168% di aumento lo abbiamo nelle rotte balcaniche, quindi da Trieste e da Croazia e Slovenia, e entrano in Italia. Quindi un aumento del 168% a detta di dati Frontex, che è sempre quella che poi dice meno. Quindi se loro dicono che è aumentato del 168% l'afflusso balcanico, credo
che bisognerebbe un po' valutare l'attenzione, ma d'altronde come facciamo a valutare un'attenzione su 54 chilometri di confine, va bene, di confine con lo Stato croato, con una pattuglia H24 di 6 persone. Credo che l'attenzione non so come venga decisa, come venga valutata quando si dice più attenzione. Io Chiaro. starei sicuramente molto attenti in questo momento a tutti quei luoghi sensibili che ovviamente sono stati rinforzati sotto l'aspetto controllo, questo sì, Bene. ma è un controllo, ripeto, così in quel punto. Ma quante persone girano nel nostro territorio nazionale? Certo. Ci torneremo. Grazie Raffaele Padrone, buon lavoro. Grazie a voi. Trieste, van che trasporta 21 migranti, tenta di fuggire ai controlli e si schianta sul guardrail, ferite diverse persone, tra cui anche dei minori. Tania Pellegrini.